Benvenuti, oggi è martedì 1 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:48 e tramonta alle 19:21. La luna si leva alle 8:19 e cala alle 23:30. La Chiesa Cattolica oggi celebra San Venanzio. Il nome Venanzio deriva dal latino venantius e significa cacciatore. Oggi 1 aprile si festeggia Pesce d'Aprile. Si tratta di una tradizione goliardica che consiste nella realizzazione di scherzi da mettere in atto appunto il 1 aprile. Pensate che nel 2001, in occasione di questa ricorrenza, a Copenaghen, venne mostrata un'installazione di un vagone di metropolitana che emergeva dal sottosuolo, come se ci fosse stato uno strano incidente durante i lavori di costruzione della metropolitana. Oggi John Elkann, uno dei manager più influenti d'Italia, festeggia i suoi 49 anni. Nominato successore dal nonno, Elkann è l'amministratore delegato della Exor, con investimenti in colossi come Juventus, Ferrari e Louboutin. Attualmente presiede Stellantis, Ferrari SpA e la Fondazione Giovanni Agnelli e fa parte del consiglio di amministrazione di Meta. Un caloroso augurio va anche ad Arrigo Sacchi, che oggi festeggia 79 anni. Ex commissario tecnico della nazionale italiana, Sacchi è riconosciuto come uno dei più grandi allenatori di calcio di tutti i tempi. Nel 2007 il quotidiano The Times lo ha classificato all'11° posto nella lista dei migliori allenatori, il più alto tra gli italiani. La sua carriera ha preso il volo nel 1987, quando fu scelto da Silvio Berlusconi per guidare il Milan. Simona Ventura, icona della televisione italiana, compie oggi 60 anni. Amata dal pubblico e sempre al centro dell'attenzione, è indubbiamente una delle presentatrici più celebri. La sua fama è cresciuta quando Pippo Baudo la invitò a co-condurre Domenica In. Successivamente ha guadagnato popolarità con Domenica Sportiva, Mai dire gol e Quelli che il calcio. Nel 2003 ha presentato l'Isola dei Famosi e nel 2004 il 54° Festival di Sanremo. Ha anche ricoperto il ruolo di giudice di X Factor. Nel 2023 ha partecipato a Ballando con le Stelle, dove si è classificata seconda, e durante il programma ha ricevuto la proposta di matrimonio dal giornalista e compagno Giovanni Terzi. Il 1 aprile 1748 segna una data storica per l'archeologia. La riscoperta di Pompei, la città sepolta sotto la cenere vulcanica del Vesuvio nel 79 d.C. Questo evento è stato reso possibile grazie all'iniziativa di Carlo III di Borbone, che ha promosso gli scavi che hanno portato alla luce un sito di inestimabile valore storico e culturale. Con i suoi 44 ettari di estensione, l'area archeologica di Pompei è custodita come patrimonio mondiale dall'UNESCO, rappresentando un tesoro unico per l'umanità. Il 1 aprile è la giornata riconosciuta per i suoi scherzi. Si pensa che le sue origini possano risalire fino all'antico Egitto. Secondo una leggenda, Marco Antonio avrebbe ordinato a un servo di legare un pesce enorme all'amo per impressionare Cleopatra. Tuttavia Cleopatra, avendo intuito l'inganno, avrebbe sostituito il pesce con una replica in miniatura. In Italia la tradizione degli scherzi del 1 aprile sembra aver preso piede alla fine del 1800 a Genova. Buon inizio aprile ai 12. Cosa riserveranno le stelle per questa giornata? Un pesce d'aprile oppure una bella sorpresa? Vediamo un po'. Ariete, decisamente il vostro non è un pesce d'aprile, assolutamente. Siete comunque nel mese che più di tutti vi sta dando tanto con tutta l'energia del sole e l'alleanza con Giove. Dovrete cercare semplicemente di gestire meglio alcune pratiche che vi porteranno di nuovo a essere protagonisti della vostra professione e ad aggiustare anche qualcosa in famiglia. Non date retta a quel Mercurio che vi fa venire pensieri strani e di abbandono, non è così. Toro, la vostra giornata oggi è una giornata alquanto nervosetta, la Luna è congiunta a Urano, per cui gli sbalzi emozionali sono assicurati, eppure questo cielo è molto ben rassicurato sia da Marte che dalla compagine planetaria in pesci di Mercurio e Saturno.
Dovrete comunque tentare di gestire al meglio alcune situazioni e contenere un punto di vista un po' tumultuoso del partner rispetto a una vostra decisione. Gemelli, il vostro Giove sembra essere risvegliato dal sole, è primavera e adesso finalmente godete di una nuova positività. Il cielo vi raccomanda di sfruttare bene queste intuizioni che la Luna oggi vi garantisce per gestire al meglio le vostre pratiche professionali. Anche negli affetti Mercurio e Saturno tenderebbero un po' a confondervi. Non fidatevi delle cose dette, ma cercate di indagare e soprattutto di tenere presente la vostra intuizione, che oggi sarà risolutiva. Cancro, giornata oggi che vi spinge a essere un pochino più contenuti, proprio perché quel Marte è molto ben gestito da Saturno e anche dalla Luna, quindi niente monti di spirito, soprattutto in questioni di lavoro in cui prorompere o essere troppo assertivi risulterebbe controproducente. Leone, la giornata di oggi è una giornata un po' nervosa, proprio perché la Luna e Urano tendono a farvi avere degli sbalzi emozionali e a causarvi dei cali di energia. Non per questo però non verrete sostenuti da Giove, dal Sole e anche da Nettuno con la sua ritrovata fantasia. In mezzo a una confusione di un'agenda molto fitta dovrete comunque trovare il tempo per qualcuno che vi chiede ascolto e presenza. Vergine, una giornata oggi che vede il vostro Mercurio fare un po' i capricci, perché è desideroso di cose un po' più solide. Giove, tra l'altro, tenderebbe a farvi ambire a qualcosa di migliore in termini lavorativi. Ci penserà Marte con la sua azione pratica a distogliervi dai pensieri e a regalarvi un po' di passione. Bilancia, quel Marte contro invece che ancora avete tende a farvi accusare molto lo stress, tanto più che il Sole in opposizione crea un calo di energia. Ci sono però le energie plutoniche su cui poter fare affidamento e la vostra capacità trasformativa oggi vi suggerirà il modo per ribaltare una situazione che sentite un po' troppo oppressiva, voglia di fuga, di leggerezza, di libertà. Scorpione, una giornata oggi che prevede comunque tutto l'appoggio di Mercurio e di Saturno, due pianeti importantissimi che vi portano molto avanti con il lavoro, e anche se la Luna e Urano tenteranno di rendervi un po' nervosi, il classico colpo di fortuna o imprevisto che vi avvantaggerà sarà possibile che si verifichi nel pomeriggio, quindi dateci dentro e cogliete bene le occasioni. Sagittario, il vostro cielo prevede questo trigono con il Sole che vi sta ricaricando di energia. Mercurio e Saturno ce la stanno mettendo tutta per spingervi sul lavoro, crearvi dubbi, ma al fine di creare un'energia propulsiva per dare il meglio di voi. Torna la vostra generosità e anche il vostro istinto che si mette a disposizione delle persone che amate e dei colleghi al lavoro. Capricorno, a proposito di lavoro, Saturno è sempre dalla vostra parte. Con un Marte così energico troverete assolutamente il modo di fare di questa giornata una giornata molto produttiva. Semplicemente il Sole vi farà sentire un po' stanchi e a volte anche un po' soli. Luna e Urano però hanno in serbo a fine giornata una bella sorpresa per voi. Una persona che non vedevate da tempo e un gesto d'affetto vi emozioneranno un poco. Acquario, Luna e Urano oggi sono contro, il che vi rende abbastanza nervosi, vi rende distratti, non riuscite a seguire bene le vostre idee, forse per una grande velocità. Voi siete il segno della velocità e dell'iperattività mentale. Ci pensa il Sole però che si materializza grazie ad un amico che vi dà il consiglio giusto e che vi riporta un po' effettivamente ad una maniera di essere un pochino più cauti nel prendere le decisioni. Rilassatevi. Pesci, giornata oggi che vede quel Mercurio convincere Saturno ad agire. Oggi i pesci saranno abbastanza tranchant e prenderanno al lavoro delle decisioni molto ma molto importanti. In amore invece sentirsi capiti dal partner sarà importante, soprattutto in delle scelte che riguardano non tanto l'affetto quanto la stima con la persona che amate. Nel 1957 il programma televisivo Panorama della BBC realizzò uno scherzo indimenticabile.
trasmettendo un servizio sui cosiddetti alberi di spaghetti nel Canton Ticino. Questo episodio è entrato nella storia come uno dei più esilaranti e memorabili pesci d'aprile, ingannando molti spettatori. Ormai il tema di oggi è ben chiaro. Oggi scopriamo però perché si dice proprio pesce d'aprile. Alcuni pensano che tutto sia iniziato a Firenze, dove una volta si mandavano gli ingenui a cercare del pesce che in realtà non esisteva. Altri dicono che l'abitudine venne da un vecchio regolamento che vietava di mangiare pesce quel giorno, o ancora dal fatto che un tempo, per fare uno scherzo, si attaccava un pesce di carta sulla schiena di qualcuno per contrassegnarlo come vittima della burla. Che scherzoni, eh? Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Nikolai Gogol, con la sua penna affilata, dà vita a personaggi grotteschi e caricaturali che incarnano le miserie e le ridicolaggini della società. Il suo eroe, l'impiegato modello, è un uomo senza qualità, schiacciato dalla macchina burocratica, che narra in prima persona la propria discesa nella follia. Questo genio tormentato, che visse una vita breve e intensa, morì a soli 43 anni, lasciandosi alle spalle un gesto estremo, la distruzione della seconda parte del suo capolavoro, Le anime morte, durante una delle sue crisi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Sii grato per ciò che hai, finirai per averne di più. Se ti concentri su ciò che non hai, non ne avrai mai abbastanza. Iniziamo questo nuovo giorno all'insegna della gratitudine, apprezzando tutte le piccole cose belle che troviamo ogni giorno attorno a noi. E non dimenticatevi di fare degli scherzi oggi. Noi ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.